Siamo nel giorno di Natale, l'attesa è finita, la grande gioia dell'arrivo di Gesù possiamo toccarla con mano in questo giorno. Sì, il Natale ci ricorda sempre come il linguaggio di Dio sia quello dell'accoglienza, della tenerezza, e credo che sia questa una delle luci più belle e suggestive di questo grande mistero, cioè poter lasciarci incontrare da questo volto di Dio affidabile e nello stesso tempo anche poter scambiarci a vicenda la luce e la gioia di questo Natale, così come il Signore ci raggiunge nella tenerezza, nella mitezza, così possiamo vivere noi il Natale, incontrando gli altri e lasciandoci incontrare da loro con lo stesso linguaggio della mitezza e della dolcezza. Un Natale che viviamo ancora una volta in tempi di guerra, con la guerra che c'è proprio anche nella terra di Gesù, dove è nato Gesù. Ahimè, il rischio è proprio questo, quello di abituarci ai conflitti, alle guerre, ma credo che il Natale ci aiuti proprio a recuperare slancio nella preghiera e nel fare tutto ciò che ci è possibile affinché tutti questi conflitti possano terminare. Credo che oltre alla preghiera un'altra possibilità concreta e vicina a noi sia proprio questa, cercare perlomeno di vivere la pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, e il potere di questi rapporti riconciliati certamente andrà a beneficio anche di queste popolazioni che patiscono il dramma della guerra. Natale è l'occasione per lo scambio dei doni da questa basilica dedicata a Sant'Antonio. Che dono vuole offrirci a noi e a tutti i nostri telespettatori? Ma mi vengono in mente le parole di Sant'Antonio, che tante volte quando parla del Natale usa il linguaggio appunto della dolcezza, della gioia e del sorriso. Ecco, con il Natale noi possiamo vedere il sorriso di Dio. Allora credo che il dono più bello sia proprio questo, assicurarci questa prossimità piena di fiducia. C'è un'aria di cui abbiamo bisogno per respirare bene, e quest'aria è la fiducia, ecco, che noi ce la possiamo scambiare gli uni gli altri.